è il turno del presidente Paolo Maccor. Paolo, l'anno scorso è stata una stagione entusiasmante. Non tutti si ricordano come è cominciata, è stata una conclusione entusiasmante, è stato un anno di rincorsa, un anno impegnativo che penso sia servito un po' a tutti quanti, società e ragazzi, per capire cosa bisogna fare per stare là in alto. È ufficiale, la Fossaltese è in prima categoria. È ufficiale, la Fossaltese è in prima categoria, però noi ci siamo iscritti in seconda, le carte erano tutte di seconda categoria, la Coppa era di seconda categoria, poi quando è arrivato il comunicato, insomma, finalmente abbiamo potuto tirare fuori la maglietta che avevamo preparato per i ragazzi perché se la sono meritata, perché anche nonostante tutte le difficoltà hanno voluto questo risultato, se lo sono portati a casa e noi siamo saliti insieme a loro. Allora ti pongo un po' allora. Era di seconda categoria, quest'anno deve essere di prima categoria la squadra. La Fossaltese ha sempre avuto un suo modo di vedere le cose, dal settore giovanile alla prima squadra. L'anno scorso credo sia stato creato un gruppo che serviva per quel risultato, con l'esperienza che è arrivata, con uno spogliatoio da creare e tutto. Quest'anno probabilmente serve qualcosa di diverso, abbiamo cercato di muoverci in quella direzione. Sono davvero contento di quello che sono per il momento le persone che sono qua, e conto che il gruppo che si è formato l'anno scorso inserisca questi nuovi ragazzi e creino di nuovo una realtà che è quella che serve per fare bene anche una categoria che sarà più impegnativa, come è giusto che sia. Questo sarà il 10° anno di questo gruppo di dirigenti. Tanti auguri. In questi anni difficili, anche perché abbiamo vissuto il Covid, abbiamo vissuto una partenza difficile con un settore giovanile veramente tutto da ricostruire. E sono alcuni anni che abbiamo un settore giovanile completo su cui continuiamo a ragionare per crescere, eccetera. Ma soprattutto in quest'annata ACD Fossaltese festeggia il 75esimo, 75 anni dalla fondazione, 10 di questa dirigenza, quindi sì, un campionato impegnativo sotto tanti punti di vista che la società vuole affrontare nel migliore dei modi dentro e fuori dal campo, perché è giusto festeggiare anche le persone che in questi anni si sono dedicate a questa società. Nelle tue parole sento tanto orgoglio. Io parto dal fatto che ho giocato quasi 30 anni in questa squadra e adesso, diciamo così, la rappresento, faccio parte di un gruppo che crede che Fossalta abbia un bel impianto, un bel gruppo di dirigenti, un bel gruppo di ragazzi, e attorno piano piano si vede una vitalità che sta, spero, crescendo e che coinvolga il paese. Questo è ancora una cosa che a noi un po' manca, però lì dietro ci sono già più persone dell'anno scorso, magari tra 15 giorni ce ne saranno ancora di più, e il nostro obiettivo è che la tribuna è grande ma piano piano venga riempita. Ecco. Allora il nostro augurio è di vedere quest'anno la tribuna è Fossalta piena di gente e come a tutti quanti un grosso in bocca al lupo a questa stagione che ormai è alle porte. Grazie mille Paolo. Siamo in compagnia di Alessandro Trevisan, direttore sportivo della Fossaltese. Questa sera c'è la presentazione della prima squadra. Alessandro, si ritorna in prima categoria, mi sembra, dopo 8 anni. Sì, ciao Alessio, buonasera a tutti. Enorme soddisfazione ricominciare da una categoria che secondo noi ci appartiene. Venivamo da tanti anni che lottavamo lì nei piani alti della classifica, ma era sempre mancato un qualcosa. Quest'anno finalmente abbiamo raggiunto l'obiettivo. Insomma, abbiamo visto che in graduatoria, al di là di chi è andato per merito con il terzo turno, eravamo primi in classifica e fin da subito, insomma, speravamo nel ripescaggio e di raggiungere, insomma, con merito quell'obiettivo da tanto tempo rincorso. Ecco, questa promozione è comunque figlia di una programmazione. Sì, certamente, per arrivare bisogna fare una programmazione. Nulla arriva caduto dal cielo, è da un po' di anni, e un paio d'anni, se non ci fossero stati molti infortuni probabilmente avremmo fatto il salto già 2 anni fa. Poi insomma nel calcio si sa, ci sono gli infortuni, la fortuna, la sfortuna. Quest'anno in certe occasioni siamo stati anche fortunati, quindi l'obiettivo si raggiunge per tenacia ma anche con un pizzico di fortuna. Ecco, adesso andiamo alla campagna acquisti, è il tuo settore. Dai nomi che hai portato a casa hai puntato su un mix tra giovani, quindi qualche scommessa anche probabilmente, e giocatori esperti, mantenendo comunque uno zoccolo duro della promozione. Sì, sicuramente abbiamo ottenuto quei 10-12 giocatori che ritenevamo pronti per la categoria.
poi sono arrivati i ragazzi giovani che sono arrivati, sono almeno un paio di categorie superiori, e invece i ragazzi di esperienza che sono arrivati hanno già giocato da diversi anni in prima categoria, quindi un giusto mix secondo noi di spregiudicatezza e quell'esperienza che serve per affrontare la categoria e fare in modo di essere partecipi e non fare una comparsa. È un campionato, a detta di molti, molto competitivo quest'anno, una prima categoria che sicuramente ha alzato la qualità. Sì, l'abbiamo visto già l'anno scorso, le squadre che salgono dalla seconda e vanno in prima, mi sembra su 5 squadre in alto alla classifica di prima categoria 4 erano neoripescate, vuol dire che chi va su è una promozione programmata, sono società organizzate, speriamo di essere pronti anche noi come loro. Se puoi permettermi, vorrei fare anche un ringraziamento particolare a Stefano Bidon qui con Borgo 38, che ci ospita oggi ed è sempre pronto ad accoglierci a braccia aperte, è una struttura meravigliosa e ci ha regalato anche una bellissima giornata. Bene, ti ringraziamo Alessandro e come a tutti quanti un grosso in bocca al lupo per questa stagione che ormai è alle porte. Crepi, grazie, in bocca al lupo a tutti. Siamo finalmente con il mister Moreno Tomasello, alla quarta stagione a Fossalta di Portogruaro. L'anno scorso è stata una cavalcata entusiasmante, secondo in classifica, 20 playoff, una finale extra girone andata come è andata, comunque alla fine è arrivata il giusto premio e la giusta salto di categoria. Sì, era quello che aspettavamo, c'era un programma di 3 anni dove andare in prima categoria, siamo riusciti ad arrivare giusto in 3 anni, siamo andati in prima categoria. È stata un'annata bellissima secondo tutti i punti di vista, perché partiti male, malissimo, ma poi abbiamo fatto una cavalcata incredibile dove siamo arrivati secondi e l'ultima partita, la finale, eravamo cotti, eravamo finiti, però tutto sommato una grande annata. Ecco, con agosto si apre un nuovo capitolo tuo e chiaramente della Fossaltese, questa prima categoria che mancava da Fossalta da 8 anni, un campionato a detta di molti molto molto impegnativo. Lo conosco bene perché l'ho fatto 6-7 anni anche a Caorle, dunque lo conosco, è un campionato tosto, ma noi non abbiamo problemi perché sono convinto che abbiamo creato una squadra importante, una squadra dove ci darà delle soddisfazioni. C'è questo entusiasmo, ma senza entusiasmo non si va da nessuna parte, e spero che questo entusiasmo duri fino al raggiungimento del nostro obiettivo, che sarebbe il mantenere la categoria, che è importante. Hai toccato un argomento importante, l'entusiasmo. Probabilmente per una neopromossa è un'aggiunta, un valore in più. Sì, ma è normale, penso che le novità, le cose nuove portino entusiasmo dappertutto. L'importante è mantenerlo e appunto che ci aiuti a raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di restare in prima categoria. Ecco, per quanto riguarda invece la formazione della rosa della Fossaltese, c'è stato un bel colpo di spugna, nel senso che è rimasta, diciamo, una decina di giocatori della stagione passata. Avete scommesso su giovani interessanti e chiaramente con qualche giocatore più esperto che già conosce la categoria. Sì, abbiamo fatto un mix, abbiamo mantenuto bene o male lo zoccolo importante della squadra, aggiungendo dei ragazzi nuovi molto giovani ma interessanti, di valore. Speriamo di dargli tutta la mia esperienza che ho, di insegnargli ancora delle cose importanti, ma sono convinto che, visti i ragazzi, mi daranno delle soddisfazioni. Bene, ringraziamo mister Moreno Tomasello e come sempre un grosso in bocca al lupo a questa stagione che ormai è alle porte. Grazie a voi, sempre presenti e straordinari. Grazie mille Moreno. Inizia la stagione a Fossalta di Portogruaro e non poteva che iniziare con Andrea Bortolussi, campionato di alto livello. Sicuramente le difficoltà si moltiplicheranno perché troveremo sulla carta per anni, specialmente perché sono da più anni anche nella categoria, più organizzati sotto tutti gli aspetti, tecnico, tattico, fisico anche. Ma noi, con tutta la fatica che abbiamo fatto l'anno scorso per guadagnarci questa promozione, sì, è avvenuta per il pescaggio, ma insomma i risultati sul campo, col secondo posto e con la vittoria del girone dei playoff nostri, ce la siamo meritata sul campo, quindi insomma, e cercheremo di difenderla e mantenerla con ogni possibilità e ogni forza possibile.